La mia convinzione ideologica, ero rivoluzionario io, naturalmente con tutti i limiti. Ho letto appunto della guerra, della rivoluzione in Cina e della guerra francese in Indocina, che aveva cominciato dal 1946, la guerra in Indocina. E per raggiungere l'Indocina come si fa? Si arruola della legione straniera e si diserta, e si va dall'altra parte, che è una cosa fattibile, così. Da giovane ho partecipato alla Resistenza e subito dopo la guerra eravamo in 18 in famiglia, erano 3 famiglie praticamente unificate, no? E la tradizione dei tempi era così, si lavorava nella campagna, ma non era lavoro per tutti. Abbiamo deciso di andare in Francia, abbiamo deciso perché eravamo in 15 che si doveva partire, dei miei amici del paese di Gradisca, della frazione di Splimbergo, no? E io sono partito da solo. Sono partito da solo e sul treno ho trovato, alla stazione di Milano ho trovato un mio amico che era andato a trovare sua sorella lì, la città di Aosta. Siamo andati in un bar, abbiamo chiesto, perché abbiamo sentito parlare delle guide, no? E il signore del bar mi dice, ma guarda, ogni tavolo, era una decina di tavoli, e ogni tavolo c'è una guida. È una cosa funzionale, le guide, era 5.000 lire a testa. E di notte siamo partiti, siamo passati davanti alla caserma della guardia di frontiera, non so come che, la guida ha fatto segnale con la pila, cic 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 cic, e siamo passati. 200 metri oltre il posto di blocco, lì c'erano delle baracche come un mercato. Ogni baracca era una ditta che assumeva manodopera. Della legione straniera, come non era la conoscenza che adesso sulla legione straniera, a quei tempi non sapevo cos'era. Ho recepito comunque che era un esercito di stranieri che venivano mandati nelle colonie francesi e naturalmente in Indocina era la legione straniera, no? E mi sono arruolato lì a Lille, del nord della Francia, nella caserma militare, sono arruolato, mi è mandato giù in Indocina, a Marsiglia, a Fort Saint-Nicolas. E lì ho visto cos'era la legione straniera e volevo scappare. A Fort Saint-Nicolas, lì ho provato a scappare. Sotto i muraglioni della fortezza c'era uno che riparava barche, un friulano. Allora gli ho gridato di buttarmi su una corda, qualcosa. Lui mi ha buttato su qualcosa, era del filo di ferro, un rotolo. Ci saranno stati dalla finestra sotto 4-5 metri, forse di più, non ricordo bene. Io ingenuamente ho preso il filo di ferro e ci ho provato. C'era un camino con una colonna, ho legato la colonna al filo di ferro e l'ho buttato giù. Ma mi ero dimenticato che c'erano i cavi della corrente elettrica. È successo tutto uno scoppio di scintille, è saltata la luce, un gran casino. Allora mi sono nascosto in un angolo. Ma insomma quella volta non sono scappato e comunque dopo tutto quel trambusto nessuno si è accorto di niente. È arrivato a Sidi Bellavese, perquisiscono tutto. E dentro lì c'era la testa del Partito Comunista, certi documenti che sono stato partigiano, quelle cose lì. Legionario, per morire, ho letto questa sull'entrata della legionario, sei fatto per morire, ti inviamo dove si muore. In Algeria ho tentato di scappare, però là i contadini arabi che erano in giro là avevano un premio se arrestavano un legionario. Ho fatto 20 giorni dal Sidi mi ricordo come si chiama, un campo di disciplina, che si entra dentro un campo di disciplina con un Béchard, con un zaino di sassi con un filiferro che tagliava le spalle. Sempre camminare, dormire, mangiare, sempre col zaino sulla schiena. La punizione lì è veramente
rompere dal punto di vista psicologico l'individuo, distruggere l'individuo, insomma, no? Io sono stato lì quasi 2 anni in Algeria e facevo nell'officina di riparazione. Siccome era sospetto, non mi mandavano in zona di guerra perché ero sospetto appunto di essere ideologicamente avversario della guerra, no? Un giorno viene da me un sergente e mi dice prepararsi, portare un grimaldello e poi mi dà delle istruzioni. Siamo partiti alla sera con 2 gipponi, c'erano anche altre persone, ma non so quali funzioni dovessero svolgere. Ci siamo diretti verso la periferia di Sidi Bel Abbes, in una villa, e il sergente mi ha detto di scardinare la porta. Ho preso il grimaldello, sono andato per scardinare la porta, ma mentre ero lì che trafficavo la porta si è aperta da sola. Sono usciti un gruppo di civili francesi, è scoppiata una lite furiosa. Io mi sono messo da parte, ma da quella lite violenta sono venuti fuori un morto e 7 feriti. Ci hanno portati tutti alla gendarmeria. Io ho detto la verità e mi hanno lasciato andare. Poi più tardi, la sera, nella caserma della Legione, il colonnello mi ha mandato a chiamare. Ha detto al suo segretario di andare a prendere i miei documenti e quando li ha avuti sulla scrivania ha guardato bene i miei documenti, e 2 ore dopo sono partito per Orano per prepararmi ad andare in Indocina. Ero davvero un testimone scomodo. Subito mi ha spedito, un paio d'ore dopo, mi ha spedito che era un campo presso Orano, vicino al porto, un campo militare dove preparavano per le spedizioni in Indocina, perché era testimone scomodo, perché ho detto che è andato lì a scassare la porta. Al porto di Singapore ho provato anch'io a scappare dalla nave mentre usciva dal porto. Mi sono buttato giù. Io sono un grande nuotatore. Nel tagliamento nuotavo senza problemi. Chissà, forse lì in quel mare c'erano un sacco di pescecani. Comunque mi ha tirato su una motovedetta inglese. Quei cani, invece di portarmi al porto, mi hanno riportato sulla nave. Morale, fino a Saigon, nella cantina della nave. A Saigon dalla nave ci ha mandato alla periferia delle campagne, a Couchy, mi pare, Couchy si chiamava quella zona lì. Quando sono arrivato lì facevano una specie di presidio lungo un canale, sulla frontiera della Cambogia. Lungo il canale è una specie di presidio. Ogni chilometro era un presidio, erano una decina di legionari su una specie di fortificazione che si proteggeva il canale. Era un canale navigabile naturalmente, no? Ho visto delle cose terribili perché vengono cose che a me è successo una volta che il tenente, conoscendo le mie tendenze, mi ha ordinato di ammazzare con una zappa, una specie di piccone, di ammazzare erano 3 contadini. Lui dicevano che erano ribelli. Ribelli, come si fa? Uno non ha scritto ribelle. Erano 3 contadini. Io mi sono rifiutato perché non sono un criminale, ho detto. Perché c'era lì, negli eserciti coloniali, no? Come succede in tutte le guerre, gli istinti bestiali di una persona possono sfogarsi tranquillamente lì. Mi ricordo che sono andato a fare un rastrellamento, l'intenzione era di distruggere un villaggio di Wahao e mi ricordo la risaia secca quella volta, un fosso, un grande fosso, venuto fuori un bambino, avevo 10-12 anni,
un spagnolo che era davanti a me, che carica il fucile per sparargli, gli ho dato un colpo nella spalla e l'ho buttato giù per terra quasi. E il tenente mi ha visto il tenente. Gecini mi ha detto sulla panza venosa, sulla discesa insaponata. E dopo gli ha sparato il bambino. E dentro lì nel fosso erano donne e bambini. Ha fatto un massacro dentro. Siamo andati dentro il villaggio, che sarà 300 metri, e le donne, donne nude, no, tutte piene di sterco, per non farsi violentare. Usavano quella pratica lì. E il villaggio, uomini non ce n'era, scappati naturalmente. Ha bruciato il villaggio. Shodok, 8 agosto 1950. Carissimo compagno, qualche giorno fa, con sorpresa, ricevetti la tua lettera. Sono molto lieto di saperti bene. Grazie per le notizie che mi dai dei miei. Sai, da mia mamma è quasi un anno che non ricevo una lettera. La mia salute, a parte qualche crisi di paludismo, è ottima, ma sono le altre cose che mi preoccupano di più della salute e dei pericoli che mi minacciano ad ogni istante. E che ho ancora 1 o 2 anni da fare qui. Questo mi preoccupa. Me ne vorrei andare subito da qui per opinione personale. Lo sai anche tu, credo. Sono stanco di questa guerra balorda. È tutto colmo di odio e di persecuzione. Non voglio vedere io queste cose. Mi piace la pace. Attendo tua risposta. Saluti. Tuo devoto compagno Derino Zecchini. Delle volte andavo io lì a comprare il giornale e ho cercato di aprire un dialogo con un vietnamita che parlava francese. La mia intenzione era di capire, di allacciare qualche relazione per poter disertare. Perché disertare in quei paesi lì? Come si fa? Dove si va? È difficile perché c'erano anche i collaborazionisti, che erano l'esercito collaborazionista, che non si sapeva dove si andava, non si conoscevano. Il fatto era di conoscere qualcuno, perché non erano zone come in Via Bac, che dicevo, in montagna, dal nord, erano zone liberate. Là sono scappato, perché ero sicuro di farcela, ma dal sud no. Quando ero nell'esercito francese, prima di disertare, avevo amicizia con un francese, un vecchietto, che era impiegato nell'ufficio del reggimento. Mi ha raccomandato: Zecchini, sta attento che la tua scheda personale non sanno più dove scrivere. È piena stai attento a quello che fai. Lì venivano cosiddetto corvée de bois. Corvée è anche in italiano dell'esercito, il corvée è un lavoro. Portavano fuori a raccogliere legna e il soggetto predestinato a essere eliminato non ritornava. Queste cose succedevano nella Legione Straniera. Sparivano e poi era Cho Quang. Cho Quang era in Sud Vietnam, era un specie di manicomio, una persona che non era tanto equilibrata, un pretesto per eliminare le persone scomode. Mi portavano a Cho Quang, mi ricordo il nome che è difficile dimenticare quelle parole lì, e quelli che andavano a Cho Quang non si rivedevano più. Io non so cosa succedeva dentro. Tin Bien, 12 dicembre 1950. Caro compagno, devi molto scusare se non ti ho risposto immediatamente alla tua lettera, ma non ho a disposizione il tempo che voglio. Ti faccio sapere che io me la passo più o meno come il solito, nonostante qui le cose si stiano cambiando quasi fondamentalmente. Caro Romano, credo che pure tu sia al corrente di quello che si passa qui in questi momenti. Io ti voglio dire ciò che sicuramente i giornali non possono certo dire. Confesso che mi sento agli estremi limiti della pazienza, sopportando ciò che qui mi si presenta davanti ai miei occhi.
costoro che villanamente pretendono di difendere la civiltà occidentale, hanno tutto da apprendere nel lato dell'umanità e sono qui gli asiatici che ci danno delle lezioni convincenti. Sono solo demagogiche menzogne quelle che imprimono su certi giornali. Caro compagno, credo che non ti sia sfuggita di mente la triste prova, durante l'occupazione tedesca in Italia, le criminalità che hai potuto constatare te stesso. Ebbene, credimi come amico, non era che una minima particella di quello che qui sono condannato a vedere. Quello che mi disgusta a me è della nefasta stampa completamente falsa. Ti dico e ti posso dire che questo non avrei mai creduto, che le civiltà occidentali si sia fatta in Asia una sì magra e miserevole reputazione. Dunque, Romano, non penso di fare lunghi commenti, ma credo di averti dato qualcosa per animare ancora più la tua convinzione. T'auguro con cuore un buon Natale e felice anno nuovo. Devi fare il piacere di convincere mia mamma che non corro nessun rischio. Tuo amico Derino, che sempre ti ricorda e ha fiducia in te. Si è caricato su un aereo e sono stato del Nord Vietnam, perché l'hanno un'offensiva, una grossa offensiva del Viet Bac, cosiddetto, sul frontiera della Cina, no? Che è zona che i francesi non sono mai riusciti a controllare là, in certe zone. E ci ha portato su, ci hanno portato su una collina, abbiamo fatto delle fortificazioni. Oltre le fortificazioni si sapeva che era una specie di frontiera lì, dall'altra parte era zona libera, no? Nei primi mesi del 51 mi ero procurato una bussola per poter girare nella foresta e poi, come d'accordo col mio amico Tichetti, quando eravamo di guardia, siamo scappati. Siamo corsi giù per la collina, ma siamo andati a sbattere contro dei cavi di allarme. Sono partiti dei razzi di segnalazione luminosi, una luce grandissima. Noi ci siamo acquattati, siamo stati fermi, nascosti, perché se provi a scappare lì sei perduto. Quando tutto è ritornato alla calma, cominciava già a salire l'alba, ci siamo avviati nella foresta, abbiamo imboccato un sentiero. Lì abbiamo incontrato una contadina che camminava con quella sbarra, con le due gerle, insomma come fanno loro per portare le cose, e abbiamo cominciato a raccontarle, a spiegarle, ma quella continuava per il suo sentiero, faceva finta di non sentire. Noi avevamo messo sul mitra uno straccetto bianco, era il segnale che suggerito dai Viet Minh per quelli che volevano disertare, perché loro spingevano per la diserzione. E allora quella contadina continuava a camminare, noi dietro, quando all'improvviso ha fatto retromarcia. L'abbiamo seguita e ci ha portati in una capanna dove c'erano 4 o 5 Viet Minh e ci hanno accolto bene. Volevano sapere le fortificazioni che stava facendo, la predisposizione delle armi, tutte queste cose che interessano la strategia militare, no? E alla fine della discussione uno mi dice, ma abbiamo dato anche il nome, era un quadro, un comandante, non so che grado era. Ti ricordi, mi dice, che mi ha dato una scatoletta di formaggio? Era un operaio, conosceva l'istruttore delle fortificazioni molto meglio di me, perché lui era un operaio che lavorava, naturalmente, come si dice, infiltrato, che lavorava dall'azienda che faceva le fortificazioni. Era un Viet Minh, un comandante di Viet Minh addirittura. Qualche sera dopo ci hanno portati di fronte alla postazione francese, non la mia postazione, un'altra postazione francese, no? Avevano predisposto le buche sottoterra e fuori con l'altoparlante si faceva propaganda politica per la diserzione. E allora, appena cominciava a parlare, arrivava una slaminata di canonate e si andava sotto la buca lì. Quando finivano di sparare si tornava fuori. Si andava in questi villaggi con ci è preso un proiettore, un generatore,
persone, gente che andavano a comprare solo l'accendino per accendere il fuoco e il sale, il resto erano autonomi, si faceva vedere il mondo praticamente, no? Ciò che era, il mondo cos'era, è la città che confluivano tutti i contadini, confluivano in questa città, una piccola città naturalmente, nel mercato normale, no? E nel mercato c'era un'entrata principale con una scritta sopra e un'entrata secondaria bassa così che uno per entrare deve dare a gatto. Se uno sapeva leggere ciò che era scritto sull'entrata entrava normalmente, se no deve umiliarsi e andare a gatto per costringere la gente a prendere a leggere. Eravamo in centri di raccolta perché purtroppo non è che un rallier, le condizioni sanitarie e alimentari di quei tempi era impossibile essere efficienti. 15 giorni al mese eravamo con la febbre, la malaria. Ho visto persone morire, ragazzi morire di malaria, il maralpenicciolo era micidiale e noi altri difficilmente si sopportava il clima, no? E non eravamo adatti, comunque non sempre adatti all'attività militare. La malattia più pericolosa è la dissenteria, la Mebien che dicevano, no? E quella lì necessitava un antibiotico particolare. E io facevo parte eravamo circa un centinaio, non so, di rallier cosiddetti, di disertori in questo campo. Ero io, un svizzero e un vietnamita che dovevamo decidere quando arrivavano le partite di Metin. Avevamo bisogno di una certa dose per un malato di guarire. Si doveva decidere, noi altri tre, chi dobbiamo salvare e chi dobbiamo lasciare morire. Queste cose raccontarle così, in maniera superficiale, bisogna viverle queste cose. 25 giugno 1952. Sono molto ammalato, il morale è basso, molto pericoloso. In 16 mesi qui tra i Viet Minh, da quanto ho potuto estrarre dalla situazione politica è questo. Il Partito Comunista ha davanti numerosissime difficoltà con queste genti composte da paesani arretrati. Il partito non ha abbastanza quadri per tenere complessivamente tutta la situazione nelle mani. Il partito è riuscito a fare di questo popolo un patriota, ma ci sono molti elementi falsi. Ti scivolano nel sciovinismo. La democrazia è largamente diffusa, ma è una sorta di democrazia leggera. Eravamo di passaggio, anch'io ero di passaggio in un villaggio, no? Perché le caserme erano le case dei contadini, no? Si pernotava nelle case dei contadini, si faceva da mangiare nelle case dei contadini, anche se era di passaggio si fermava lì. E un giorno io ero in questa casa dei contadini, è venuto, erano 7-8 persone, e uno, veramente, io per me i vietnamiti all'inizio erano tutti uguali, facevo fatica a distinguere uno dall'altro. Abbiamo parlato con un signore che parlava correttamente il francese, non era il solo tra l'altro che parlasse francese. Quando sono andati via questi qua mi ha detto, sai chi era quello lì? Era Ho Chi Minh. Però, come le ho detto, non è la targa, perché la clandestinità ha delle 7 regole, no? L'esercito vietnamita, quando si spostava da un posto all'altro, non portava dietro di sé materiali. Quando doveva spostarsi, per esempio, di Gradiscia ad a Pordenone trovavano già i depositi di alimenti, di munizioni, e le persone del villaggio che facevano i trasporti, no? Io ero nelle retrovie praticamente, no? Io aiutavo a fare i scavi per mettere la batteria del cannone che sparavano a tiro diretto con l'artiglieria, e delle retrovie, ecco. Mentre prosegue la battaglia di Dien Bien Phu, la strada tra Hanoi e Haiphong è di continuo sabotata dai guerriglieri del Viet Minh.
Ogni mattina soldati con detectors devono procedere allo sminamento. Rimossa l'insidia, occorrono le riparazioni. Idem per la ferrovia che corre parallela alla rotabile. Convogli rovesciati, tratti di binario contorti o divelti. Quasi ad ogni treno i franco-vietnamiti debbono ricostruire la strada ferrata. E anche quando le comunicazioni sono ristabilite, la sorveglianza deve essere continua, non solo per le operazioni di guerra, ma per consentire il traffico dei civili e alleviarne i disagi. Nel 1944 mi trovavo sulla frontiera a Jiang, sulla frontiera della Cina. E la frontiera non era frontiera con i posti di blocco, con queste cose qui. E mi ricordo che ero ammalato. E in Cina non c'era la guerra, ma c'erano medicamenti, medicine, ospedali, c'era la pace lì, non era la guerra, no? Ho trovato diversi rallier in Cina, non è solo io, no? C'erano che erano addirittura scappati in Cina, scappati, passando la frontiera da di là, sperando che la possibilità di andare in Europa, per andare per esempio in Russia, andare in paesi dell'est. Siamo rientrati in Vietnam. Siamo andati a Ngoc Quang, un campo di raccolta lì, vicino a noi, e lì ci hanno chiesto se chi decide di andare volontariamente in Francia, perché secondo gli accordi di Ginevra, chi ha collaborato una parte, ha collaborato un'altra, viene tutto cancellato. Amnistia. L'amnistia, esatto. Molti, gran parte ci sono andati, io non ci sono andato, perché avevo dei dubbi. E ci siamo andati a lavorare in un cantiere a Ninh Binh, di un cantiere della costruzione di un ponte. Noi ci aveva una paga speciale, anche durante la guerra, no? Loro si basavano sul riso. Loro avevano 600 grammi, il valore di 600 grammi di riso, noi ci avevamo 2 kg di riso, perché sapevano che le condizioni nostre fisiche, non adatte al clima, avevano altre esigenze, altre necessità. Anche sul lavoro, noi avevamo la paga doppia rispetto a un vietnamita. Ninh Binh, domenica sera, triste ma ottimista. La situazione attuale nell'animo non posso dire che è ottimista. Le cose sono complicate a riguardo la mia situazione. Più ci penso e più sono pessimista. Sulla questione di fare la vita qui in Vietnam, di giorno in giorno compaiono sul cammino numerosi ostacoli che mi fanno credere l'impossibilità di vivere per sempre con la popolazione di qui. La diversità di carattere, l'incomprensibilità di sentimenti, sono lontano da assomigliare ai nostri. L'idea di fondare una famiglia qui è, credo, la questione più delicata per un europeo. In seguito, visto le difficoltà che mi trovavo per l'integrazione con i vietnamiti, non che i vietnamiti stavano cattiva gente, però mi sentivo estraniato, insomma, no? Facevo fatica a integrarmi, forse anche è colpa mia, non lo so, mentalità e culture diverse, insomma, no? Un giorno leggo sul giornale che il direttore della Croce Rossa Internazionale, un svizzero, era di passaggio a noi e ha saputo anche nell'albergo che abitava, che alloggiava questo signore. E ho chiesto, sono andato nell'albergo, ho chiesto udienza al direttore della Croce Rossa Internazionale, mi ha accettato nell'hall dell'albergo, io avevo predisposto una lettera per mia mamma. E questo, se fa il piacere, io ho spiegato un po' la situazione, senz'altro mi ha detto, sono cose veramente, insomma, è compito nostro, ci sono questi problemi, no? Mia mamma, e mi raccontano, che erano sul posto qui, erano i lavatoi sulla roggia lì in piazza, no? La stava lavando lì, perché una volta doveva migliorare le lavatrici, no?
e passa la postina, che era una di Barbeano, amicizia, rapporti. Gemma ti ha una posta dalla Svizzera, e mia mamma ha detto, no, io non c'ho nessuno in Svizzera, e comunque è tua. L'indirizzo è tuo. Ha visto la lettera, era la mia lettera dentro. Ho cominciato a gridare, è tutto il paese qui. 6 anni in guerra, senza scrivere. E ricevi una lettera di un figlio che è vivo, e c'ho i rimpianti perché ho fatto patire mia mamma per quelle cose. Purtroppo è sempre stato un avventuriero. «15 settembre 1957, Hanoi. All'ospedale mi annoio di più in più. Solo come europeo non posso parlare con nessuno causa la lingua e il mio carattere bizzarro. Ho molti pensieri per la testa. Come mi comporterò al momento che mi troverò libero come l'aria e che, indipendente di tutto e di tutti, dovrò scegliere la mia nuova strada dopo 10 anni di un'esistenza, dove non avevo altro che lasciarmi trascinare dalle circostanze varie, sottoposto ad una legge sociale la quale mi lasciava un campo d'azione personale quasi nullo, dove tutto era regolato per vari organi sociali, lasciandomi una minima iniziativa, togliendomi tutta la responsabilità di me stesso e ogni capacità individuale. Come mi comporterò dopo aver lasciato dietro di me questo paese? Mi trovavo un po' in difficoltà, io ero all'ospedale per esempio, no? Erano persone veramente, qualcuno che era una dottoressa per esempio, che era veramente una persona molto, ed anche un infermiere dell'ospedale, che quando sono entrato in Italia aveva la relazione ci scrivevamo. È la prima volta, da quando che mi trovo in Vietnam, che ho avuto la fortuna di frequentare tanta gioventù. Qui all'ospedale Ben Vien II, personale è composto per la quasi totalità di impiegati di sesso femminile. Tanta giovinezza nelle loro espressioni, nel loro viso, nei loro movimenti. Veramente strano. Ho sentito per la prima volta da quando sono qui in Vietnam rinascere dei nuovi sentimenti nella mia anima abbattuta dalla tristezza morale. Pensavo che tutto fosse spento nell'anima mia, ogni traccia di sentimento, ma per fortuna il mio cuore dimostra ancora della sensibilità sentimentale, malgrado siano ancora soltanto dei sentimenti rudimentali e utopici. Ma questo non è che un ritorno di primavera, un principio di un nuovo periodo che si svilupperà in un ambiente favorevole. Ero in condizioni un po', però sì, perché a una certa età io non mi trovavo in difficoltà, no, di adattamento. Ho cercato diverse vie di poter raggiungere l'Italia, però ho trovato la soluzione, quella di Hong Kong lì. Sono andato lì alla legazione inglese, ci hanno consegnato i documenti che Hong Kong ci autorizza a entrare, e con questi documenti sono andato al Bonneau. Il Bonneau ci ha dato il foglio di via, e lì è venuta un'autorità italiana e ci ha portato al console italiano a Hong Kong e ci hanno detto che insomma, se avevamo bisogno di aiuti, che loro sono disponibili a aiutarci, eccetera, queste cose. Ci hanno portato in un albergo, subito dopo sono arrivati 7-8 giornalisti, ci hanno portato dei regali lì, che chiamavano la cortina di bambù, quella volta il rideau di bambù, sapendo che venivamo dalla cortina di bambù era interessante che spiegassero di cosa si tratta. E sono rimasti delusi naturalmente, e sono partiti via tutti i regali. Non ho lasciato niente perché non mi hanno raccontato ciò che dicevano, che gli piaceva a loro, no? 27 novembre 1957, Hong Kong.
mercoledì. Lasciato l'hotel, imbarcati alle ore 9, partiti alle ore 10 con la nave italiana Vittoria della compagnia Lloyd Triestino. Assegnata la cabina 152 per 3 persone, sala da pranzo bene servita, biblioteca, bar, eccetera. Sempre senza soldi. Difficoltà. Alla sera ci si deve mettere in giacca e cravatta per entrare nella sala da pranzo. Io ho una giacca invernale e mi è difficile resistere per il caldo che fa. Altra difficoltà. La più parte della gente sono dei turisti, dunque ben vestiti. Io invece sono con pochi vestiti e senza possibilità di farli stirare. A cena si andava a vestire con la giacca, noi non eravamo abituati. Il vestito che aveva comprato con i soldi che mi ha dato il B&W, il vestito occidentale, no? E la giacca e cravatta obbligatoria per andare a cena. Era una penitenza per noi. Anni e anni che erano abituati, sì. 2 dicembre 1957. Si naviga verso Colombo a 18,5 nodi, mare calmo, clima caldo soffocante. Quando sono solo medito al mio passato. È sul Vietnam che i miei pensieri si portano principalmente. Malgrado tutte le sofferenze passate in questo paese, sento una forte punta di nostalgia. Sento e ne sono certo. Il Vietnam, per me, è stata e sarà la mia seconda patria. Sembra paradossale, ma è la realtà dei fatti esistenti. Nessuno può negarlo, nemmeno io. Sentivo la nostalgia del Vietnam, perché ha i lati positivi e i lati negativi in tutte le cose, più o meno, no? E il Vietnam io ho molti ricordi molto positivi, anche negativi naturalmente. E dopo che sono stato in stazione, ho messo la valigia per terra lì per vedere sul vagone se era a posto, e viene uno lì, guarda l'etichetta della valigia, ah, sei il Tito tu, e qui abbiamo Titi, nome di soprannome io, no? Era mio fratello, che ha 10 anni più giovane di me, naturalmente sono andato via, lui era piccolo, non mi riconosceva naturalmente, no? Quando ero qui abituato, come abituato a girare, spostarmi, quando sentivo il treno sentivo i brividi, perché per me il treno è un segnale di spostamento, no? E invece qui la routine continua sempre la stessa cosa, è un po' fastidiosa. Gradisca di Spilimbergo, 1 febbraio 1958. La situazione è incambiabile. Attualmente desidererei tanto trovare un lavoro qualunque, ma non è possibile. La sola soluzione è l'estero. La questione militare è sul punto d'essere regolata. In seguito deciderò della mia situazione in merito. Quasi 2 mesi che mi trovo a casa, non mi sono ancora potuto ambientare in questa nuova situazione creatasi. Attenderò ancora il mio carattere. Lo conosco solo io, assai bizzarro. Bisogna certo convenirne.